Il 13 dicembre scorso si è svolto al Candiani di Mestre un importante evento. Ce ne volete parlare, volete illustrarcelo? Sì, era la 13ª edizione delle premiazioni del circuito di Coppa Veneto, che è un trofeo che viene istituito di anno in anno, in cui vengono premiati le società e gli atleti che hanno partecipato alle gare di circuito Veneto, cioè alle gare che si sono svolte nella nostra regione, che per quest'anno sono state 16 per gli age group e 8 per le gare giovanili, e in questa occasione vengono premiati tutti gli atleti dai 6 anni fino agli 80 e le società ovviamente che fanno parte, insomma, del territorio, e c'è stata una buonissima affluenza perché più di 200 persone sono intervenute durante il pomeriggio di premiazioni, una cerimonia voluta in quest'anno particolarmente perché ci tenevamo che venisse svolta a Mestre, e nella nostra città, la città dove si allena la nostra squadra, e anche la città dove Marco Filippetto ha determinato un volano di crescita per tutto il movimento giovanile importantissimo. Marco, che ci ha lasciati quest'estate, è un atleta, un dirigente, un organizzatore di manifestazioni, e che ben prima dei 13 anni di istituzione di questo premio ha dato uno sviluppo appunto importantissimo alla crescita del Triathlon Veneto con la sua squadra di cui era presidente, che era il Liger Team, insieme a Stefano Rossi e ad alcuni atleti che sono anche molto importanti e che in questo momento anche loro svolgono ruoli significativi all'interno della federazione, come Alberto Casadei. E dicevo appunto, quest'anno l'abbiamo particolarmente voluto che si svolgesse a Mestre, perché era l'occasione anche di consegnare la prima borsa di sport in memoria di Marco, che si intitola appunto Marco per sempre. E questa borsa di sport non è una borsa come posso dire, una borsa scolastica, quindi non si fa riferimento ai titoli scolastici piuttosto che non atletici, ma l'abbiamo istituita e abbiamo chiesto la partecipazione della federazione perché comunque è un riconoscimento nazionale, ma che verrà da adesso in poi sempre svolto durante la festa del Triathlon Veneto, consegnata durante la festa del Triathlon Veneto, perché vuole andare a riconoscere di anno in anno quegli dirigenti, organizzatori, tecnici, quindi tutti i ruoli che Marco ha ricoperto nella sua carriera, e che hanno dimostrato come lui una volontà di far crescere lo sport in modo corretto e sempre propositivo. Valentina, Marco era, oltre che un importante atleta, era anche e soprattutto suo fratello. Ecco, quest'anno appunto, primo anno dell'istituzione di questa borsa, non di studio ma di sport, come ha sottolineato giustamente Maddalena. E chi vi ha colpito particolarmente affinché appunto gli assegnaste questa borsa di sport? Sì, come diceva Maddalena, la nostra idea con questa borsa sportiva non era di premiare il più bravo, il più forte, quello che ha vinto più gare, ma era di premiare una persona che avesse svolto delle attività nell'ottica dell'inclusione, nell'ottica della disponibilità rivolta agli altri, nell'ottica del mettersi a disposizione e nell'ottica di portare avanti dei valori sportivi molto forti che Marco rappresentava. Quindi nel brevissimo tempo, perché c'è stato un brevissimo tempo per il quale questa borsa sportiva è stata pubblicata, come diceva Maddalena, dalla federazione, quindi abbiamo avuto un riconoscimento importantissimo. E in questo brevissimo tempo abbiamo avuto delle richieste di partecipazione e abbiamo ritenuto
che un giovane atleta delle zone del Trevigiano, che si chiama Giulio Fantin, fosse meritevole di ricevere questa borsa. E lui ha svolto delle attività di triathlon, delle gare di triathlon, accompagnando un amico, un collega, un compagno di squadra ipovedente, e quindi si è dovuto mettere in gioco. Si è dovuto mettere in gioco perché quando tu gareggi insieme ad una persona che ha bisogno del tuo aiuto, tu devi scendere dal tuo livello e devi metterti a disposizione sua, devi riuscire a creare un rapporto di collaborazione, devi capire qual è il limite che tu puoi raggiungere per aiutare lui. E giustamente poi questo ti fa crescere anche, perché ti porta ad ottenere dei traguardi e dei risultati che probabilmente da solo non riesci a ottenere. Si tratta poi di un giovane ragazzo che ha fatto un periodo di elite anche nel triathlon, ma che poi si è dedicato anche ad acquisire le capacità per diventare tecnico, facendo il corso di livello base, e quindi abbiamo ritenuto che incarnasse bene quelli che sono i valori che volevamo far riconoscere e che erano insiti della figura di mio fratello Marco. Quando si arriva alla fine di un percorso, alla fine di un anno, è sempre tempo di bilanci. Che cosa dunque vi ha soddisfatte maggiormente, oltre indubbiamente a questo primo anno di istituzione del premio dedicato a Marco Filippetto, e che cosa si può fare di più e meglio? Quali sono le vostre intenzioni per l'anno che sta per cominciare? Domanda per tutte e due, ovviamente. Allora, come squadra siamo orgogliosi perché, al di là dei titoli individuali, anche alcuni nostri giovani atleti, noi siamo una squadra con spiccato vocazione giovanile, e dicevo, come a parte i risultati individuali dei primi posti di alcuni nostri atleti, Elena Armellin, Stefano Zanardo e Susanna Nalesso, a parte loro, in realtà siamo arrivati secondi come squadra nel settore giovanissimi, e quindi questo, oltre a aver dimostrato che le famiglie che accompagnano i nostri genitori e i nostri atleti hanno partecipato e si sono dedicati, perché questo è un importantissimo contributo che abbiamo, ecco, da questo punto di vista. Bene hanno fatto anche tutti i nostri atleti durante le gare, consentendoci di raggiungere questo traguardo. Non siamo una squadra in questo momento numerosissima, e appunto questo aumenta il significato di questo risultato, di questo titolo che ci è stato riconosciuto. E in questo senso la nostra, adesso lo spirito, insomma, per il nuovo anno è quello di far crescere soprattutto il settore dei giovanissimi, cioè il settore dai 6 agli 11 anni, proprio perché anche la squadra, insomma, dei giovani è anche consolidata, e insieme facendoli crescere ed essere da traino per questi piccoli, ecco, che intendiamo andare a reclutare, e anche attraverso le manifestazioni che andremo a organizzare, anche questo appunto sempre sull'insegnamento e lo spirito che ci ha dato Marco, ecco, su questa cosa. Lei che dice, Valentina? Sì, condivido assolutamente quello che dice Maddalena. Il nostro obiettivo è sempre stato rivolto ai giovani atleti e continueremo in quest'ottica. Marco proprio negli ultimi anni si è dedicato molto a loro, e loro insieme a lui sono cresciuti tanto. Cercheremo di continuare questo processo in questa loro crescita, per farli diventare innanzitutto dei veri sportivi e poi dei veri atleti. E quindi il nostro sarà, adesso che Marco non c'è più, il nostro obiettivo sarà ancora più rivolto nel riuscire a portare avanti questi valori che sono importantissimi e questi traguardi. Chiaramente l'ottica sarà sempre quella poi di creare un atleta, perché è questo che è importante, no? La gara eccetera, ma prima di tutto è importante che siano dei veri sportivi dei bravi giovani, ecco, nel mondo dello sport.